Telespettatori di Tigullio, oggi le immagini della nostra copertina parlano da sole. Genova è stata colpita da una tragedia questa mattina, sono pochi minuti prima di mezzogiorno, quando per cause che saranno sotto inchiesta il ponte, il viadotto che collega le due sponde della Valle Polcevera e collega le autostrade A12 a 7 con la A10 è crollato per una lunghezza di oltre un centinaio di metri. È collassata completamente la struttura. Il bilancio delle vittime aggiornato al momento parla di 35 persone rimaste decedute sotto il crollo, a causa del crollo sotto le macerie del ponte Morandi. La macchina dei soccorsi, le ricerche dei superstiti non si sono ancora interrotte, si stanno portando avanti proprio da pochi minuti dopo il crollo, quando sull'area stava imperversando un violento acquazzone, e si andranno avanti per tutta la notte. Ci sono anche dei feriti, delle persone che sono state tratte in salvo sotto le macerie. Si parla al momento di una quindicina di ferite, 5 di loro sono gravi. Una situazione che sicuramente sarà al vaglio della magistratura per capire le cause che hanno portato al collassamento della struttura inaugurata intorno agli anni 60. Sul posto ci colleghiamo in diretta con Maurizio Garrefa, si trova a pochi metri dalle macerie del ponte crollato. Si attende da minuti l'arrivo del Premier Conte per fare visita ai luoghi. La linea a Genova e dalla Val Polcevera, Maurizio Garrefa. Andrea, buonasera, ci troviamo proprio sotto il luogo della tragedia, vedete alle mie spalle il viadotto della A10 nel punto in cui è crollato, vedete proprio il moncone di autostrada che è rimasto in piedi, e qui sotto alle mie spalle nel Polcevera un pezzo di carreggiata che è finito nel fiume, ci sono due camion rovesciati e ancora nel letto del fiume, come vedete, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco che stanno lavorando ancora per cercare persone disperse o eventuali feriti. In particolar modo soprattutto qui da questa parte della strada dove noi ci troviamo c'era il pilone centrale del ponte che è crollato sopra un capannone, dicono le forze dell'ordine. Tuttavia resta ancora da capire se lungo questa strada stavano passando delle vetture, delle automobili, delle persone, ed è per questo che i vigili del fuoco e le forze dell'ordine stanno ancora scavando per cercare di capire se ci sono dei sopravvissuti, dei feriti, prima di poter intervenire con le ruspe e rimuovere dunque le macerie. Come vedete qui attorno ci sono i mezzi di soccorso, c'è l'elicottero dei vigili del fuoco proprio nel greto del Polcevera, e qui di fianco a noi i mezzi di vigili del fuoco di Croce Rossa, anche le unità cinofile che stanno intervenendo. È arrivato da pochi minuti il Premier Conte, accompagnato anche dal Presidente della Regione, dall'assessore regionale Gianpedrone, dal Sindaco Bucci, e quindi rimaniamo in attesa di capire come si evolve la situazione. Nel frattempo, Andrea, ti restituisco la linea. Grazie Maurizio, tienici aggiornati, ovviamente ci collegheremo ancora con Genova per capire l'evolversi della situazione. Come dicevi tu, l'arrivo del Premier Conte è atterrato poco fa all'aeroporto di Genova, e è stato accompagnato proprio sul luogo della tragedia. Vediamo proprio le immagini che ci sono arrivate pochi istanti fa da Genova, e appunto il Premier cercherà di valutare la situazione, il percorso che adesso andrà intrapreso anche dal punto di vista della logistica, dei trasporti. Quello crollato è sicuramente un nodo centrale, un nodo viario centrale della nostra regione, ma sicuramente anche di tutto il nord Italia. Le ricerche, come diceva Maurizio, proseguono anche con l'ausilio di diverse unità cinofile, quasi 1 migliaio i soccorritori che stanno operando sulla zona, nella zona del crollo del ponte. E poco fa sempre Maurizio Garrefa ha intervistato il responsabile dei Vigili del Fuoco, che ci racconta appunto come si stanno portando avanti le operazioni di soccorso. Com'è la gestione dell'emergenza sul luogo della tragedia? Attualmente abbiamo 240 vigili del fuoco che stanno lavorando nelle 3 aree operative di ricerca sotto macerie. Sono squadre USAR, USAR significa Urban Search and Rescue, sono delle tecniche standardizzate a livello internazionale per la ricerca sotto macerie. Sono le nostre squadre specialistiche che lavorano in questo senso. Le ricerche andranno avanti 24 ore su 24, ci stiamo attrezzando per la notte. E le aree le potete vedere sullo sfondo nelle quali stiamo lavorando. Tante le forze in campo, come diceva, tanti aiuti che sono arrivati anche da fuori regione, appunto come nel vostro caso.
Sì, delle nostre forze metà sono liguri e metà vengono dalle regioni limitrofe tramite dei meccanismi di attivazione ormai collaudatissimi nel seno del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Mi diceva, vi state attivando per la notte, quindi c'è il timore purtroppo di andare avanti ancora a scavare sotto le macerie. Noi andremo avanti fino alla fine dell'intervento, 24 ore su 24 senza fermarci. E dunque il bilancio ufficiale, ma non ancora definitivo, delle vittime parlano di 35 morti e 10 i dispersi al momento, questo è quello che riferiscono le agenzie di stampa. Infatti, dicevamo pochi minuti prima di mezzogiorno, un boato, un crollo, addirittura si parla di un fulmine che possa aver colpito la struttura che poi successivamente è crollata tagliando in due la viabilità regionali, disagi anche alle linee ferroviarie in quanto sotto passa una linea che collega la stazione di Genova Principe con la vallata, con i treni che poi raggiungono l'entroterra. Le immagini ancora una volta raccontano di scavi che si stanno continuando a portare avanti per cercare di estrarre vive dalle macerie eventuali persone che si trovano ancora al di sotto. Le persone ci sono anche degli evacuati, una cinquantina le persone che sono state fatte evacuare dalle abitazioni che si trovano al di sotto del viadotto, la parte fortunatamente non crollata ma a forte rischio crolli, per cui è stato disposto l'evacuazione di queste aree attualmente abitate. Le persone hanno trovato riparo tra i familiari e conoscenti, una decina quelli che sono stati soccorsi e aiutati dai servizi sociali del comune. Ma dicevamo l'agente, quello del viadotto Morandi, era sicuramente una situazione precaria, una struttura a forte rischio interessata in questi anni da diversi interventi di manutenzione. Sentiamo proprio la gente che cosa racconta del vivere insieme a questa struttura dalle voci raccolte ancora da Maurizio Garrefa. Un ponte che è stato collaudato 50 anni fa e poi lo carichi in mare di cemento con tutti i camion che ci sono oggi che portano tonnellate e tonnellate, ma che non poteva reggere nell'aria. Prima o dopo qualcosa doveva succedere e qualcosa è successo. Signora, lei che è di Genova San Pier d'Arena, che sensazioni sta provando a guardare questa scena drammatica? Di sconcerto come tutti, lo abbiamo appreso stamattina e siamo qui. Avete sentito qualche cosa anche come rumori? C'era il temporale, per cui non posso dire sì, un colpo secco si è sentito, però poteva essere un tuono, poteva essere non lo so. Era un ponte che aveva bisogno di manutenzione, si diceva da tempo, se ne parlava un po' anche qui nel quartiere. Sì, si parlava, si vociferava, però come forse tutte le strade di Genova e di San Pier d'Arena, un po' tutto ha bisogno di manutenzione, probabilmente anche il ponte. Che cosa prova in questo momento? No, io non so cosa ho provato subito e cosa mi è rimasto addosso, perché è una cosa troppo enorme, perché di saltare a girarsi in su, vedere che non c'è più l'altro pezzo, è già bene che se cadeva quello là, c'era sotto tutte le case, è andato già bene che si è riversato nel quartiere si parlava di questo ponte che aveva bisogno di manutenzioni. Ma a me sinceramente noi ci eravamo passati 15 giorni fa, si veniva dalla Toscana, dava un'impressione un po' strana perché c'erano tutti quei pezzi di cemento per rinforzarlo, non so a cosa servivano, è un peso enorme sopra una cosa strutturata tanti anni fa. E arrivano le parole del presidente della CEI, il cardinale Bassetti. Ancora una volta una tragedia volge l'attenzione del paese a Genova. Questi giorni, che avrebbero dovuto essere di festa e di riposo per tutti, sono invece insanguinati da un nuovo dramma che ferisce pesantemente intere famiglie e comunità. E quanto scrive il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia, città della Pieve e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, riferendosi al crollo del ponte Morandi. In queste ore di dolore, aggiunge il porporato, con la nostra preghiera, la nostra solidarietà umana e cristiana, siamo vicini al cardinale Angelo Bagnasco, alla sua chiesa, alla sua città, ai soccorritori e a quanti sono in lutto o in ansia per la sorte dei loro cari. Stiamo leggendo sul sito di Radio Vaticano. Domani, mercoledì 15 agosto, nella solennità della Madonna Assunta, in tutte le chiese dell'Arcidiocesi di Genova verranno ricordati con specifiche preghiere le vittime e l'intera città. La comunità cristiana, si legge in un comunicato dell'arcivescovo di Genova, il cardinale Angelo Bagnasco, si stringe in un abbraccio solidale ai familiari delle vittime ed è vicina ai feriti. Ringrazia
con ammirazione i soccorritori, ancora una volta generosi nel loro tempestivo intervento. In una intervista a Vatican News il cardinale sottolinea che da questa giornata di dolore può nascere un amore più grande per la città, già recentemente ferita da dolorose circostanze. Dunque un ringraziamento alla macchina dei soccorsi che subito si è messa in moto, anche la protezione civile regionale pochi minuti dopo la notizia del crollo si è messa in moto. Sono 2 i numeri di telefono a cui fare riferimento per le persone colpite o comunque la segnalazione di dispersi e quant'altro, sono lo 010 53 60 637 oppure 010 53 60 654, questi numeri ufficiali attivati dal Comune di Genova per la segnalazione relative a persone. Intorno alle 15:30 questo pomeriggio si è fatto il punto in sala a Genova, nella sala della prefettura della protezione civile regionale. Erano presenti le istituzioni, in primis il presidente della regione Liguria e anche il sottosegretario Edoardo Rixi, sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti, che era appena arrivato dal luogo della tragedia. Sentiamo questo in queste prime interviste. Lei ha detto che è stato sul posto poco dopo la tragedia, intanto che situazione ha trovato anche umanamente, questo a volte si sottolinea poco. Beh, è una situazione tragica, devo dire, con le vittime che venivano estratte appunto dalle autovetture. Molte autovetture sono ancora sotto le macerie, per fortuna si è estratto anche qualche ferito, qualche persona ancora viva. Devo dire un grande grazie a tutti i volontari, ai vigili del fuoco, ai carabinieri, alla polizia municipale, alla polizia, a tutti quelli che oggi sono su quel luogo e si sono attivati in 10 minuti dal crollo, quindi sono stati rapidissimi e con una grande solerzia, anche sotto la prima ora di un'acqua incessante si sono immediatamente attivati. Poi è chiaro che siamo di fronte a una grande tragedia, incredibile, sembra una tragedia di quelle che vengono descritte dai film di Hollywood. Purtroppo questa invece è realtà e che colpisce una città e un intero territorio e divide la nostra regione a metà. Una struttura sempre sotto controllo degli anni 50-60, lei lo diceva nella riflessione, occorre lavorare nel futuro su questo perché sono tante le strutture in Italia che risalgono a quel periodo. Ma io credo che debba essere fatto immediatamente un monitoraggio di tutte le strutture, in parte l'abbiamo già attivato ma magari anche più rapidamente. È chiaro che sono state prese delle scelte sbagliate, probabilmente i lavori di manutenzione straordinaria non erano sufficienti, questo c'è stato un crollo improvviso in un'intera campata, quindi si andrà a verificare le motivazioni, ma è chiaro che non si può permettere che nel 2018 succedano cose di questo tipo. Quel ponte è, come è noto a tutti i liguri, non solo ai liguri, un'infrastruttura strategica per il Paese che insiste su una viabilità molto delicata che serve il porto principale d'Italia, che è quello di Genova, il porto di Voltri, il porto di Savona per molti aspetti, e quindi siccome nelle prossime ore, nei prossimi giorni molte merci, molti approvvigionamenti strategici del Paese, molti passeggeri che sono partiti per le vacanze torneranno su questo porto, occorre che con Trenitalia, che abbiamo già sentito, implementare i convogli, costruire una viabilità alternativa che sia la più possibile efficace per evitare lunghe attese e code sotto il sole, e poi lavorare con il governo da subito, da oggi, per costruire un backup, un sistema di ripristino della viabilità all'altezza, ripeto, del porto su cui sbarca il 60% delle merci d'Italia. Dunque queste le voci del Presidente della Regione, del Sottosegretario Edoardo Rixi. Una situazione che coinvolge il quartiere, quello di San Pier d'Arena, la Val Polcevera, molto popolato. Dicevamo una cinquantina le persone che sono state fatte evacuare e a cui si è data assistenza. Ce lo conferma il sindaco di Genova, che era presente proprio in conferenza stampa questo pomeriggio. Vediamo. Può descrivere brevemente il crollo del ponte, che area ha interessato? C'erano alcuni stabilimenti? È difficile, bisogna vedere, certamente è interessata il fiume, la ferrovia che è ferma, ora in questo momento è bloccata, un'area importante con dei capannoni della nostra AMIU,
e diciamo tutta l'area limitrofa. Non sono state per fortuna interessate case. Lo ha detto parlando durante la conferenza, Genova non è in ginocchio, intanto come hanno reagito i genovesi secondo lei? No, i genovesi hanno reagito benissimo, abbiamo avuto molte azioni di solidarietà e di messa a disposizione sia da parte delle aziende del porto sia da parte delle aziende delle infrastrutture che fanno grandi opere sulle infrastrutture. Tutti hanno messo a disposizione le loro attrezzature per lavorare. Abbiamo più di 1000 persone che ora stanno seguendo le operazioni di soccorso e quindi ci sono le risorse. Si tratta solo di fare un lavoro chirurgico ora per cercare di salvare persone il più possibile. Tante le forze dell'ordine in campo, tanti gli aiuti arrivati anche da altre regioni, questo dimostra che c'è un grande aiuto, tante persone che stanno dando una mano. Sì, ci sono avuto l'offerta, non sono ancora arrivate perché li chiameremo poi quando i vigili del fuoco diranno se ce n'è bisogno o no, ma l'offerta sia da Torino che da Milano che da Livorno che da Savona c'è stata da tutte le regioni confinanti, quindi un altro segno di grande solidarietà ma soprattutto anche di una grande protezione civile. Resta il problema delle persone sfollate da sistemare, si parlava di una cinquantina, ancora numeri naturalmente da verificare. Sono ancora da verificare, comunque per ora abbiamo soltanto una decina di persone che hanno richiesto ospitalità, le altre si sono state tutte ricoverate da loro parenti, amici o conoscenti, quindi vedremo in futuro se dovremo aprire il numero delle persone o no. Dunque queste le parole del sindaco di Genova. Ci ricolleghiamo appunto con Genova, con Maurizio Garreffa per gli ultimi aggiornamenti. È finita la visita sul posto del Premier Conte, mi confermi Maurizio? Sì Andrea, buonasera a tutti, rieccoci qui. Sì, l'avete visto dalle immagini, il Premier Conte è andato via senza rilasciare dichiarazioni, raggiunge la prefettura dove probabilmente sarà lì appunto che lascerà le dichiarazioni insieme alle altre istituzioni e alle forze dell'ordine. Intanto vi mostriamo sempre la zona dove stanno andando avanti le operazioni di ricerca e di recupero di eventuali altri feriti. L'avete visto alle mie spalle, il pezzo di autostrada rimasto in piedi, il moncone della A10, però vedete che subito sotto ci sono le abitazioni, le case, ed è proprio lì, ci dicono i vigili del fuoco, che in questo momento si sta continuando a scavare e a cercare per vedere se ci sono altri feriti e altre persone sopravvissute. Infatti abbiamo provato a chiedere anche un loro intervento, ma in questo momento è davvero impossibile perché tutte le forze in campo sono tra le macerie che vedete alle mie spalle proprio per cercare eventuali sopravvissuti. Come vedete qui c'è anche l'elicottero dei vigili del fuoco in attesa, ci sono anche le prime ruspe all'interno del fiume, sul gretto del Polcevera, che stanno iniziando le prime operazioni per portare via le macerie, mentre da questa parte, lungo la strada dove siamo noi, invece questa operazione ritarda proprio perché si vuole essere certi e sicuri al 100% che non ci siano altri feriti o persone appunto bisognose di soccorso. Vigili del fuoco che si stanno attrezzando insieme a tutte le altre forze in campo anche per la notte, dunque per proseguire le ricerche. Da qui, dalla Val Polcevera, dal luogo della tragedia di questa mattina, Andrea, ti posso restituire la linea, non ci sono altri aggiornamenti se non per dire che umanamente davvero è una scena straziante, molto toccante. Avete visto le immagini su questo ponte, davvero questa mattina potevamo esserci tutti, avete visto le immagini anche dei mezzi che sono rimasti sopra il viadotto autostradale. In questo momento c'è anche il drone dei vigili del fuoco che sta facendo le riprese aeree. È tutto Andrea, a te la linea. Grazie Maurizio per i collegamenti della giornata di oggi. È arrivata pochi minuti fa la dichiarazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questo è il momento dell'impegno comune per affrontare l'emergenza, per assistere i feriti, per sostenere chi è colpito dal dolore, cui deve seguire un esame serio e severo sulle cause di quanto è accaduto. Nessuna autorità potrà sottrarsi a un esercizio di piena responsabilità, lo esigono le famiglie delle tante vittime, lo esigono le comunità colpite da un evento che lascerà il segno, lo esige la coscienza della nostra società nazionale. Lo afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una dichiarazione sulla tragedia di Genova. E una tragedia che ha visto in campo da subito anche le diverse forze sanitarie, le strutture sanitarie subito coinvolte, con i feriti trasportati nei diversi nosocomi genovesi, ma anche la nostra ASL si è data disponibile per dare assistenza e prestare il proprio servizio per i diversi feriti, per comunque intervenire in questa situazione di difficoltà. Sentiamo proprio la direzione generale della ASL 4 in merito all'impegno che questo ha richiesto.
siamo molto impegnati, abbiamo lavorato in rete con tutte le aziende sanitarie dell'area metropolitana genovese, tutti i nostri operatori hanno garantito la prosecuzione della presenza in servizio, in questo modo con una doppia turnazione, lo smonto e il rimonto, e anche un supporto sull'emergenza delle centrali operative 118 con il distaccamento di un mezzo sulla zona di Recco proprio per supportare l'area genovese. In questo momento vi spostate più nella zona di Recco, da lì per coordinare un intervento eventuale qui su Genova? No, noi abbiamo garantito la massima disponibilità ai colleghi della città e in questo modo il 118 ha supportato con un mezzo aggiuntivo, ma continuiamo a garantire tutta la nostra zona e negli ospedali un raddoppio del personale proprio per le eventuali necessità. Tutto questo è stato determinato dall'applicazione del piano di emergenza, il piano per il massiccio afflusso intraospedaliero, che prevede proprio queste misure di attivazione. Ci sono stati dei richiami in servizio, quindi anche a livello di turni c'è stata una riorganizzazione? No, in realtà quando è accaduto l'evento non era ancora smontato il turno del mattino, per cui l'abbiamo mantenuto in servizio fino a che la condizione non si è valutata con migliore attenzione. Ricevamo prima il messaggio dell'arcivescovo di Givena, del cardinale Angelo Bagnasco, che la diocesi di Genova ha messo anche a disposizione le proprie strutture per dare assistenza alle persone sfollate, evacuate a causa appunto del crollo del ponte. E anche la nostra comunità diocesana, la diocesi di Chiavari, si raccoglie in preghiera per le vittime del ponte. Il vescovo, Monsignor Alberto Danasini, ha invitato tutti i parroci durante le sante messe della solennità dell'Assunzione di Maria oggi e domani a pregare per le vittime di quanto accaduto a Genova. Preghiamo per i defunti, i feriti e tutte le famiglie colpite da questa tragedia. Invitiamo i fedeli a vivere questo momento uniti con la Chiesa tutta, che accompagna con la preghiera un momento così doloroso. Queste le parole che Monsignor Danasini ha inviato ai parroci. Diverse le manifestazioni che sono state annullate a causa della tragedia di Genova e a seguito del crollo. È stata annullata la manifestazione La Torta dei Fieschi, la celebrazione del 70° anniversario della Torta dei Fieschi, prevista per questa sera a Lavagna. La torta già preparata sarà devoluta ai volontari impegnati nelle operazioni di soccorso, e questa sera la Basilica di Santo Stefano a Lavagna resterà aperta per tutta la notte per la possibilità di dare un momento di preghiera personale per chi lo volesse fare, per appunto restare vicini al dolore delle famiglie colpite da questo tremendo lutto. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, faremo il punto poi al termine per capire se ci sono aggiornamenti e veniamo così ai temi che riguardano la nostra diocesi, perché domani è la solennità dell'Assunta, festeggiata in modo particolare a Santa Maria del Campo a Rapallo. Alle 8 alle 10:30 sarà celebrata la Santa Messa, alle 20 la messa presieduta da Don Stefano Mazzini, vicario generale della diocesi, alle 20:45 la processione con i crocifissi dell'Arciconfraternita di Nostra Signora del Suffragio, dove la Vergine patrona sarà salutata con i tradizionali colpi di mortaretto liguri. La festa dell'Assunta rappresenta un momento importante per il cammino comunitario. Vediamo il servizio. La festa dell'Assunta per la parrocchia di Santa Maria del Campo a Rapallo è un punto di arrivo e di ripartenza nel cammino comunitario. È un po' una sintesi che qui facciamo anche del cammino di fede, perché penso che la festa patronale sia realmente un po' una palestra per noi, no? Dove mettiamo un po' veramente in gioco quello che abbiamo permesso al Signore di compiere dentro il nostro cuore, e quindi come ci comportiamo tra di noi, come ci guardiamo, come ci aiutiamo. E questo per me è la cosa più bella che anche come prete vedo in questa comunità. Maria, che dà il nome alla popolosa frazione di Rapallo, è venerata con particolare devozione. Quest'anno la festa è stata arricchita dalla presenza di Don Amir Bhatti, sacerdote pakistano, responsabile catechetico dell'arcidiocesi di Karachi. Essere qua è una testimonianza, poi allo stesso tempo condivido la stessa gioia, no? Con i fratelli che vivono qua. Anche se siamo lontani, però con le preghiere sempre ci teniamo vicini. Qual è la realtà che lei vive quotidianamente? Noi viviamo in una comunità, cioè proprio islamica, no? Musulmana, che a volte sentiamo discriminati, però la bella esperienza che facciamo, anche se qualcuno ci nega, no? Allo stesso tempo che sta credendo nella realtà che noi siamo qualcosa, stiamo seguendo qualcuno. Lo sguardo di fede unisce realtà così lontane ma vicine nella preghiera. Per Santa Maria del Campo un'occasione per estendere oltre i confini quel legame di amicizia e vicinanza alla parrocchia caratterizzata da generosa operosità.
avete visto in questi anni dopo l'incendio della chiesa quanto hanno lavorato e tutto quello che loro in questi giorni incassano è tutto a disposizione della parrocchia, quindi sono proprio grato per queste persone. E qua quando vengo imparo da lui anche, mattina, la sera, pomeriggio, no? Lui sempre dice le preghiere, no? Se un prete è legato alle preghiere personali vuol dire che ha qualcosa di importante nella vita. Poi vedo che ieri lavorava con i giovani qua, portava anche la spezzatura, altre cose che buttavano la gente per terra, lui lo metteva in un sacco e lo buttava fuori. No, vedi, il prete sta lavorando anche. E a Santa Maria del Campo alle celebrazioni religiose da molti anni si unisce un fitto calendario di festeggiamenti civili animati dal Comitato Santa Maria Festeggiamenti. All'attività di volontariato si abbina ogni anno una raccolta fondi per le opere parrocchiali. Il progetto di prossima realizzazione sarà il campetto parrocchiale. Sentiamo. All'ombra del campanile di Santa Maria del Campo a Rapallo nel corso di 25 anni si è consolidato un nutrito numero di volontari che con generosità anima la festa patronale e contribuisce alle opere della parrocchia. In passato abbiamo collaborato facendo il sagrato, rinnovando l'organo, il restauro della statua dell'Assunta e altre opere funzionali per la parrocchia, diciamo. Quest'anno, in occasione del progetto che c'era stato per la funzione di un campetto, il ricavato di tutta l'amministrazione del restauro verrà devoluto per la costruzione di questo campetto a 5 per un'area praticamente sociale per i nostri ragazzi che hanno questa possibilità di svagarsi in un'area a loro riservata. Per il 2018 il progetto nel cassetto è quello di un campetto parrocchiale a 5 da realizzarsi proprio nelle vicinanze degli stand. L'opera prevede anche la realizzazione di un'area giochi che andrebbe a bonificare l'intera area circostante la chiesa. Il progetto nasce sostanzialmente in due zone distinte, una dedicata al gioco e una dedicata invece alla parte sportiva. Quindi abbiamo nella parte alta la zona sportiva con un campo regolamentare a 5, al di sotto troviamo gli spogliatoi, mentre nella parte bassa si sviluppa una zona che sarà realizzata in collaborazione con il comune, dedicata ai giochi che sono suddivisi per età, quindi i bambini più piccoli, i bambini più grandi e la zona altalene. Tutta la parte bassa sarà anche accessibile per i disabili e avrà accesso, diciamo, dalla zona antistante alla chiesa, quindi il piazzale Antonio Cane e poi la via Santa Maria. Quali saranno più o meno i tempi? Beh, abbiamo tutte le autorizzazioni, diciamo i tempi sono dettati più che altro dalle possibilità economiche della parrocchia, diciamo così. E sono diverse le comunità che festeggiano la solennità di Maria Assunta in cielo. Al Santuario di Montallegro a Rapallo, questa sera alle 23:15, è fissato il ritrovo dal cancello del Viale Alberato per la preghiera del Rosario. A mezzanotte al Santuario la messa presieduta da Don Cristiano. Domani, giorno della festa, le messe saranno celebrate alle 8, 10 e 11:30, alle 16 il canto dei Vespri con l'omelia di Don Matteo Prettico e alle 17 la messa. Al Santuario di Nozzarego siamo a Santa Margherita Ligure, domani alle 10 la Santa Messa del mattino, alle 18 nell'oratorio dell'Assunta a Portofino la Santa Messa solenne. A Missano di Castiglione Chiavarese alle 20:30 questa sera la messa prefestiva. Domani la messa solenne alle 10:30. Alle 20:30 la liturgia del Vespro, la processione e benedizione eucaristica guidata da Padre Saverio dei missionari della Consolata. In entrambe le serate ci sarà un momento di festa sul piazzale. Questa sera alle 21:15 la commedia teatrale e la compagnia Quelli di Navotta. Festa dell'Assunto anche nella comunità di Salino, a Varese Ligure. Domani nella parrocchia di Sant'Andrea alle 10 la messa solenne celebrata da Don Michaele Cereghino. Alle 17 i Vespri, presieduti dal Vescovo di La Spezia, Monsignor Luigi Ernesto Palletti, seguirà la processione e l'omelia sul piazzale. La comunità parrocchiale di San Pietro Riva Trigoso invece venera Maria sotto il titolo di Madonna del Buon Viaggio. Questa sera alle 20:30 la messa della vigilia presieduta da Don Stefano Mazzini, vicario generale della diocesi. Domani le messe alle 8, alle 10, quella delle 10 sarà presieduta dal Vescovo, Monsignor Alberto Tanasini. Alle 19 la messa vespertina, alle 20:30 i Vespri e la processione presieduta da Don Gianluca Trovato, rettore del Santuario di Montallegro. A Barba Gelata di Lorsica si festeggia Nostra Signora del Creato. Domani dalle 17 alle 18 sarà possibile celebrare il sacramento della riconciliazione. Alle 20:30 la messa e la processione au flambeau con Don Cristiano Pinciotta Carriddi, sacerdote della diocesi di Novara. A seguire nel salone parrocchiale un momento conviviale di festa.
E sabato prossimo nella chiesa dei frati cappuccini di Viale Tappani a Chiavari sarà ordinato sacerdote il frate cappuccino Jean-Marc Bollot. Di madre francese e padre di Moneglia, fra Jean-Marc ha vissuto la sua infanzia a Moneglia. Notizia che troviamo sul nostro sito. Diplomato al liceo scientifico dei Padri Somaschi di Rapallo, si è laureato in chimica all'Università di Genova nel 1996. Attratto dall'ideale francescano, aiutato dal suo parroco, don Daniele Minetti, nel 2007 ha iniziato a frequentare il convento dei frati cappuccini di Chiavari. Sotto la guida di padre Lorenzo Zamperina ha iniziato il cammino vocazionale sfociato in un percorso formativo al convento di San Barnaba a Genova. Ha svolto il postulandato e il noviziato a Sant'Angelo di Romagna. Nel 2011 ha emesso la professione temporanea e nel 2014 quella perpetua. Sabato sarà ordinato sacerdote da un vescovo cappuccino ligure, missionario in Perù, Monsignor Lino Panizza Richiero. E veniamo alla cronaca del nostro territorio. Una decina gli interventi tra ieri sera e questa notte per i vigili del fuoco di Chiavari, per alberi caduti sulle strade collinari e qualche allegamento, in particolare in una pizzeria a Sestri Levante e poi anche su Chiavari, Lavagna e Levi. Non si segnalano fortunatamente persone coinvolte o danni particolarmente ingenti. Alle 18 di oggi c'è stata anche l'allerta meteo gialla che era stata arancione fino alle 15. E la Giunta Comunale di Sestri Levante ha approvato nel corso della seduta di ieri il piano che definisce la programmazione della pulizia dei corsi d'acqua prima dell'inizio della stagione più piovosa. Gli interventi riguarderanno i torrenti Gromolo e Petronio e saranno mirati al ripristino di porzioni d'argine. Complessivamente è prevista una spesa di circa 50.000 euro per questi interventi. E nonostante il maltempo, le prime 2 giornate di sbarazzo a Chiavari hanno dato risultati positivi. Molti visitatori che hanno disertato le spiagge si sono concessi un giro in centro per fare shopping. Domani si replica sul lungomare e sentiamo i pareri dei commercianti. Come sta andando lo sbarazzo? Direi bene, non ci lamentiamo. Quali sono i capi di abbigliamento più venduti? Noi abbiamo dei capi abbastanza ricercati, particolari, abiti dalle linee morbide, destrutturate. Il nostro punto forte in estate sono i lini, le sete, la viscosa, tutte fibre naturali e abiti di nostra produzione, quindi puntiamo molto sul Made in Italy. Come è iniziata questa mattinata di sbarazzo? Sì, no, abbastanza bene, qualcosa si è già venduto. E aspettiamo, un po' di gente c'è che sta passando, quindi speriamo bene, nonostante la pioggia. Questo tempo incerto ha aiutato anche a non andare al mare, quindi a stare in Carugio? Dovrebbe, sì, ci ha aiutato un po'. Quali sono i capi di abbigliamento più venduti? Diciamo che è già qualcosa che è per l'invernale, che si può usare in autunno, perché ovviamente lo sbarazzo attira la gente, perché il 50% attira un po' tutti e quindi cercare capi che si possono utilizzare già nell'inverno, nell'autunno aiuta, e comprarli saldati ovviamente sono i capi che vanno di più rispetto a qualcosa di estivo, che oramai la stagione è quasi finita. Come è iniziata questa mattinata di sbarazzo? Diciamo che dopo questa notte di temporale e quant'altro pensavamo andasse veramente male, invece adesso devo dire che c'è gente, la gente guarda, prova, quindi speriamo anche per il pomeriggio che vada tutto bene. E come sta andando questa mattinata di sbarazzo? Allora, è partita lenta, ma c'è tanta gente, favorisce comunque sia il portico il fatto che l'affluenza sia maggiore, anche se ieri c'è stata tantissima affluenza, oggi poiché piove e comunque è brutto tempo, le persone non vanno al mare, si riversano in negozio, quindi molto bene direi. Quali sono i prezzi più o meno? Allora, noi abbiamo un minimo di 1,39 €, ovviamente rivolto al calzino, per avere un massimo del 50% sulla collezione moda di quest'anno, quindi il massimo che puoi spendere per un reggiseno è intorno ai 20 €. Adesso nella nostra scheda altri appuntamenti, per i prossimi giorni sono stati confermati alcuni, mentre altri ne sono stati annullati a causa appunto della tragedia di Genova. Vediamo insieme. Appuntamenti in agenda per mercoledì 15 agosto. Lo sbarasso nei negozi sul lungomare di Chiavari. Dalle ore 9 in poi saranno presenti le bancadelle. Alle 18 in Piazza della Libertà a Lavagna si terrà il mercatino Creativi in Libertà. Festa a Temossi nel comune di Borzonasca organizzata dal Circolo Acli. Dalle 19 apertura degli stand gastronomici e in serata l'orchestra di Katia e Cianni, giochi e laboratori e letture in Piazza d'Avenna a Lavagna, dalle 20:30 alle 22:30, organizzati dall'Arci Ragazzi Tigullio.
Buonanotte con le favole, il laboratorio di lettura per bambini organizzato da Il Pippi di Vittoria Brioschi. Si tiene alle 21 in piazza San Bernardo a Santa Margherita Ligure. Nell'ambito della 18ª edizione dell'International Music Festival, alle 21:15, sul segrato della chiesa di San Giorgio a Portofino, si esibirà il Magnasco Sextet. Prosegue la rassegna musicale nell'abbazia di San Fruttuoso di Camogli. Alle 21:30 si esibiranno i Cachoeira Project Quartet. Passiamo agli appuntamenti in agenda per giovedì 16 agosto. Immagini incise, le forme dei segni. È il laboratorio per ragazzi a cura di Maria Rocca, organizzato dalle 10:30 alle 12 al Museo di Palazzo Fascia a Sestri Levante. Al via la 57ª edizione del premio internazionale Fedeltà del cane a San Rocco di Camogli. A partire dalle 16 premiazione del concorso Un cane per amico e a seguire la benedizione degli animali. Proseguono gli aperitivi con l'autore nella piazzetta di San Michele di Pagana a Rapallo. Appuntamento alle 19 con Franco Malerba, primo astronauta italiano. Dalle 19 nella parrocchia di Sorlana Lavagna si terrà la Sagra delle Melanzane. Serata dedicata ai bambini dai 5 ai 10 anni a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure. Dalle 20:45 è possibile effettuare una visita guida a tema fantasmi, leggende e principesse. Lo spettacolo di danza Regard sarà alle 21 al Teatro Nuove Terre, in Piazza della Posta ad Eiva Marina. Alle 21:15 sul sagrato della chiesa di San Rufino a Levi si terrà il concerto Il virtuosismo e il bel canto, nell'ambito dell'iniziativa musicale Notti tra le note. E infine concerto jazz del Gianni Cazzola Quintet al monastero di Valle Cristi a Rapallo alle ore 21:30. Siamo così arrivati al termine di questa edizione del nostro telegiornale. Ritorniamo sulla notizia di apertura. Si sta svolgendo in questi minuti a Genova il vertice in prefettura con il Premier Conte. Abbiamo visto prima le immagini della sua visita sul luogo del crollo del ponte di Genova in Val Polcevera, il ponte Morandi. Vediamo proprio le immagini che sono arrivate da Maurizio Gareffa, che si trovava proprio a Genova sul luogo del crollo. Sicuramente nei prossimi giorni torneremo a parlare di questa tragedia. Al momento, riepilogando, sono 35 le vittime accertate, ma ovviamente è un bilancio che è destinato a salire nelle prossime ore. 10 i dispersi al momento, di cui non si ha più notizia, ma che vengono continuamente ricercati al di sotto nelle macerie da parte della imponente macchina dei soccorsi che è scattata subito questa mattina. Non ci sono ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda questa notizia. L'invito è quello di seguire comunque anche il nostro sito internet per ulteriori aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.